Estremamente positivo nel nostro comparto è il reparto del turismo e in questo ancora una volta il nostro plauso alla Regione, in particolare all'assessore Bini, perché abbiamo lavorato in stretta sinergia e i risultati oggi si vedono. La crescita che il turismo continua ad avere, quindi il motore trainante, quello del turismo, sta dando dei risultati estremamente eccezionali. Il turismo in Friuli Venezia Giulia al giorno d'oggi è un settore di traino, lo dicono i numeri, ma a sostenere l'economia regionale e più in generale tutto il comparto del terziario che nel secondo trimestre del 2026 conferma segnali positivi. A evidenziarlo è l'osservatorio permanente di Confcommercio Friuli Venezia Giulia, realizzato con Format Research su un campione di 1538 imprese. Cresce la fiducia sia nell'andamento dell'economia italiana sia nelle prospettive della propria attività, con risultati particolarmente positivi nel commercio alimentare e nei servizi alle imprese. Il dato che noi abbiamo registrato in questo trimestre dà dei risultati estremamente rincuoranti, quindi le imprese continuano a investire, hanno un accesso al credito abbastanza facile e questo hanno ristrutturato anche parte del loro debito, quindi sono aziende sane, continuano a guardare con prospettive future estremamente interessanti. Restano stabili ricavi, occupazione e capacità di far fronte agli impegni finanziari, con indicatori migliori rispetto alla media nazionale. Il quadro resta quindi favorevole, sostenuto anche dalla graduale ripresa dei consumi e dagli interventi della Regione. A preoccupare però è il possibile aumento dei costi dell'energia, legato a eventuali nuove tensioni internazionali, che potrebbero alimentare l'inflazione e incidere negativamente su imprese e consumatori. Il caro energia è una variabile che è in costante mutazione e quindi dobbiamo monitorarla attentamente. È chiaro, siamo in una fase transitoria, aspettiamo il prossimo trimestre perché sarà quello un po' la cartina tornasole anche della mutazione appunto dei costi dell'energia, che introdurrà anche quello che sarà appunto il fine d'anno, che poi dà e delinea quelle che è appunto l'andamento dell'anno intero. Però oggi siamo estremamente positivi nel guardare al futuro.